Siamo allo sport, il calcio con il pareggio del Crotone, ieri sera con il Verona in casa nel secondo turno del campionato di Serie A, un punto comunque prezioso per cancellare lo 0 in classifica. Ora la sosta, poi si riparte da Cagliari. Sentiamo Antonio Lopez. Sarebbero stati meglio 3, ma un punto vale più di niente. Col Verona il Crotone ha lottato, sbuffato, provato a vincere, ma alla fine si è dovuto accontentare, si fa per dire, di un pareggio che gli consente di tirar su il primo mattoncino di una costruzione che anche quest'anno sarà complicata e perciò più bella da portare a termine. Lo 0-0 in un potenziale scontro diretto in casa non è il massimo della vita, ma ripetiamo banalmente, siamo soltanto all'inizio di questa nuova avventura e per un primo bilancio converrà aspettare ancora un po'. Intanto la sosta e gli ultimi giorni di mercato serviranno a rifiatare. Avremmo meritato di vincere, ma sono soddisfatto perché comunque dopo la seconda partita di campionato riusciamo a raccogliere il primo punto e perché vedo che nonostante avessimo avuto una settimana di difficoltà stiamo iniziando a mettere il nostro spirito e si può lavorare, si può costruire, come del resto siamo tutti consapevoli. Insomma c'è stata una crescita. Io ho visto una crescita già nel secondo tempo contro il Milan, anche se ovviamente la qualità è diversa. Il Verona sarà probabilmente, credo, una squadra che insieme a noi, ad altre 4-5, dovrà lottare per mantenere la categoria. È stato importante secondo me raccogliere un punto sia per lo scontro diretto sia per il fatto che si lavora sempre meglio e con più convinzione ancora quando ciò che provi, ciò che fai poi ti porta anche a raccogliere.